Grazie per dirci, E anche quest'anno ripropone il classico tradizionale appuntamento di ciclocross dopo gli straordinari 2 giorni dei campionati italiani dell'anno passato. Ci ritroviamo quest'anno per la penultima tappa del trofeo Triveneto di ciclocross. Tracciato di gara quest'anno tutto realizzato e predisposto all'interno per agevolare la chiamata pochi metri prima del traguardo e della linea dello start. Il saluto sin d'ora a colui che dà sempre l'immagine di copertina in tutte le prove di ciclocross organizzate a Vittorio Veneto, il 5 volte campione del mondo, 13 volte campione italiano. Sì, appunto, a parte che stai con noi, sì, se piove all'aria sì, si piena seriosa. No, alla fine, perché tenga il tempo. Non esagerare. È ora di Quella in cui ci troviamo, l'area verde, l'area protetta, e quindi mi raccomando, cerchiamo di lasciare tutto via, quello che si sbaglia. No, torna via il rifiuti, quant'altro c'è. Ricordiamo ancora una volta uscire per favore dal percorso. Esorditi secondo anno ed esorditi primo anno partono in un unico start. Pochi secondi dopo toccherà alle donne esordienti. Sì, ma cazzo, parlo tutti. Una splendida giornata davvero quest'oggi, impensabile dopo le piogge degli ultimi 2 giorni. Il presidente del gruppo organizzatore Giacomo Salvador per dare lo start alla batteria composta da esordienti, uomini, secondo e primo anno. Pochi secondi al fischio d'inizio. Applausi dal pubblico per questa prima partenza di giornata. Ha preso avvio il 29esimo. Cominciano i sedicenni, lo ricordiamo. Gruppo compatto in entrambi i casi, sia per esordienti uomini che donne esordienti. In lunghissima fila indiana, è tempo di dare uno sguardo alle classifiche. Proprio Denise Pauletto in seconda posizione con 250 punti Marica Botton, 234 punti in terza posizione Martina Toppalin, in quarta posizione con 129 punti Eva Baldin, in quinta posizione con 93 punti Miriana De Rui. Per quel che riguarda gli esordienti, parliamo ovviamente del secondo anno: Samuele Carpene 314 punti, Zaccaria Toccoli 193 punti, Filippo Fontana 191 punti, Leonardo Cover 177 punti e Tommaso Dalla Valle 128 punti. Queste le 2 classifiche. Mentre intanto gli atleti vanno ad affrontare la parte più impegnativa del percorso, ribadiamo ancora una volta per gli esordienti Postumia che va ad allungare proprio nel tratto di salita più impegnativo, prende dalla bici. Quest'oggi c'è tanto fango davvero sul tracciato di gara dopo le abbondanti piogge dei 2 giorni scorsi, in particolar modo ieri. Difficoltà maggiore ancora per il comitato organizzatore guidato da Giacomo Salvador nell'allestire il tracciato di gara, visto la tanta pioggia. Ancora il portacolori del Postumia che va ad allungare, va a guadagnare diversi metri, leggero tratto di discesa. Abbiamo lo sguardo puntato sulla testa della corsa maschile.
al passaggio con la testa della corsa, il protagonista del Postumia che va ad allungare Tommaso Dalla Valle. E guardate da quei 6-7 metri che aveva nel primo tratto di salita, guardate quanto margine ha già preso. Andiamo al transito dell'atleta di casa ed è Filippo Fontana, dorsale 108, il protagonista di casa della Sanfiorese, figlio d'arte, poi in terza posizione transita. Sono i passaggi in conclusione del primo giro. Ed ecco qui oggi a Zontone con il Venezia. Ho fatto una differenza sin dai primissimi metri di gara, transitato con diversi secondi di vantaggio. Poi al prossimo passaggio faremo anche un riscontro cronometrico. Tommaso Dalla Valle che per il momento è a quota 128 punti, quinta posizione nella classifica Trofeo Triveneto di ciclocross. Questa è la penultima tappa di Vittorio Veneto. Prossima partenza, lo ricordiamo, ore 12:40 per allievi, uomini e donne. Con un ritardo di 18 secondi. Vai Marco! Andiamo con la terza posizione, siamo a 30 secondi, 31 secondi per l'esattezza, per Samuele Carpene, il leader della classifica del Trofeo Triveneto, a 40 secondi. Leonardo Cover e poi dietro c'è il vuoto. Siamo ormai a 56 secondi, questo dice il cronometro, dal passaggio di Tommaso Dalla Valle, numero 116, Federico Ciolin. Vai salire subito! Dai Leo, bravo Leo, dai! Ed è così il passaggio al civile
Davide Paolo che guadagna qualche metro su Asia Zozzone, 5 metri tra la prima e la seconda al passaggio in zona traguardo, sfida che si accende anche per il successo quindi al femminile. Dai Filippo, bravo.